Oggi il Consorzio Sociale Giotto è questa piccola realtà di 2 cooperative impegnate principalmente nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, che dà da lavorare a 450 persone tra detenuti, disabili e persone apparentemente normali come il sottoscritto e tutti gli altri collaboratori. L'investimento principale nostro è sul lavoro, perché siamo convinti, per esperienza fatta, che il lavoro è ciò che dà dignità alla persona, dignità di senso del vivere. In questa pasticceria ci sono 6 maestri pasticceri che all'inizio ci vedono, ci guardano, vedono poi quello che siamo più adatti a fare e ci mettono verso questo tipo di lavoro. Questo è un lavoro retribuito, perciò diciamo, oltre ad acquistare l'autoindipendenza, uno se ha famiglia può aiutare la famiglia e perciò fa comodo, diciamo, una parte dello stipendio che posso dare ogni mese a casa. All'inizio, quando mi dicevano i maestri fai una torta, per esempio, perché deve andare la torta fuori, un matrimonio, un battesimo, qualcosa, e pensavo che mi sta prendendo in giro, mi sembrava impossibile. Mi fa piacere che la gente fuori, la società non ci guarda come i mostri, abbiamo sbagliato, butta via la chiave e lascia di là. Prima rimanevo in cella 24 ore su 24, l'unico momento libero che c'avevo erano le ore d'aria al passeggio e poi tutta la giornata chiuso in cella. Invece qua nel carcere di Padova ho avuto l'occasione di scendere, imparare un mestiere, insomma di cambiare radicalmente proprio persona. Cioè io sono diventato una persona nuova. Quando uscirò ho intenzione di aprire un'attività fuori, grazie alla Giotto, e oggi mi sento pronto per affrontare un futuro fuori da queste mura e oggi ho capito veramente che cos'è il lavoro. Quando un detenuto inizia il percorso all'interno della nostra attività, proponiamo un periodo di formazione che dura fino a 9 mesi, superato il quale viene proposto un'assunzione secondo il contratto collettivo delle cooperative sociali. Quello che qui trova è un posto di lavoro che è uguale a quello che si trova fuori, quindi risponde alle regole di mercato, perché l'attività che portiamo qui dentro si misura quotidianamente con quello che viene fuori. Stiamo chiamando per un contratto, luce e gas. Mi dai i suoi dati per favore? Sì? Sì, perfetto. Va bene signora. Il lavoro è uno strumento per noi perché la persona possa, attraverso le occasioni di incontro, che sono occasioni relazionali, occasioni di acquisizione di competenza, individuare altre possibilità di espressione. È come se essere guardati ed essere visti togliesse sia dall'invisibile ma sia dallo sconosciuto, cioè io di me so più di quello che ho mai avuto l'occasione di sapere. Col senso del lavoro, che per me è uguale libertà, poter avere queste possibilità di lavorare qui al call center ci rende liberi, pur essendo ristretti. Spesso capita, quando una persona cambia,
che l'espressione che usa è sono un altro, sono rinato. Attraverso il lavoro in realtà si rinasce, giusto, ma è un rinascere che vuol dire ritrovare un se stesso, cioè ritrovare la parte più vera di sé che c'era anche prima ma che uno non aveva scoperto. Quindi rinascere vuol dire in realtà ritornare ad essere veramente quello che uno è.